Continua il clima di delinquenza e criminalità in stazione a Padova. 3 gli episodi registrati solo negli ultimi giorni da parte di baby gang. Prima l'aggressione a una barista da parte di alcune minorenni, poi l'attacco a una troupe Rai e infine 2 giovani irregolari bloccati dalla polizia mentre spacciavano davanti alla scuola di estetica. Una situazione diventata insostenibile per i padovani. Che Italia siamo noi? È la politica che ci porta in mezzo a noi del popolo, questa gente qui che ti fanno del male, non ha neanche documenti e niente, ma se lo so io che sono cittadino, le istituzioni tu lo sanno anche loro, però è la politica marcia che porta a questa cosa qua, non è la politica destabilizza, perché se la politica fosse come in Germania, che io ho lavorato in Germania, quando uno è fermo alla notte, cosa fai? Lavori, dove vai? Documenti, non c'hai i documenti a posto, lo mandano via. D'altronde però, se questi spacciano, ci sono anche molti italiani che la usano. Ecco, per cui questi italiani dovrebbero farsi anche una mea culpa. Cioè, da un lato non li vogliono e da un lato hanno bisogno di questa gente che spacci. Per molti la zona rossa resta quindi una misura necessaria. Sicuramente sì, sicuramente dà più sicurezza il poter girare la sera, soprattutto per determinate categorie di persone. Magari un ragazzo ne risente meno, però magari una ragazza, una signora, una donna circolare in determinate ore può sentirsi più al sicuro. Per l'amor di Dio non è che faccio, come dire, stigma di nessun genere, ma ritengo che tenere sotto controllo, diciamo, in generale contro la pericolosità sia una questione da tenere sempre presente, visti i tempi.